Ascolta questa cosa. Una notte ti svegli, sai di essere sveglio, senti il freddo, senti il lenzuolo, ma non riesci a muoverti, non riesci neanche ad aprire la bocca e senti un peso sul petto. Non vedi niente, ma qualcosa c'è, lo sai. Dura forse 30 secondi, poi sparisce. Se racconti questa cosa in Sardegna, in certi paesi dell'interno, la risposta che ricevi non è "sei stato male" o "era solo un sogno". La risposta è "era su Mazzamareddu". Detto così, secco, come se fosse ovvio. E la cosa assurda è che dietro quella risposta c'è una storia molto più oscura di quanto sembri. Se hai già visto il video su Sam Montadori, e se non l'hai visto mettilo in pausa e guardalo prima, capirai subito perché questi due non sono la stessa cosa. Mazzamareddu. Dillo ad alta voce, quasi quasi sembra carino, no? In sardo, Eddu è un diminutivo, tipo piccolo, di poco conto, e per anni, secoli, su Mazzamareddu è stato trattato esattamente così. Un folletto dispettoso, uno spiritello minore che annoda le criniere ai cavalli e sposta le cose in casa. Roba da non prendersi troppo sul serio. Il problema è che quando vai a leggere le testimonianze vere, quelle raccolte dai ricercatori nei villaggi, quelle degli anni 60 e 70, la storia cambia completamente. Questo non è un folletto, il nome era una bugia e qualcuno l'ha inventata di proposito. Un po' come Saffilonzana, che sembra quasi una vecchina innocua finché non capisci cosa fa davvero. Ne ho parlato qui, link in descrizione. 7 persone su 100 hanno vissuto almeno una volta questa cosa. Ti svegli nel cuore della notte, sei lucido, senti tutto, ma non riesci a muoverti, non riesci a urlare. E nella stanza c'è qualcosa, un peso, una presenza, che non vedi. La scienza lo chiama paralisi del sonno. Lo ha studiato e catalogato nel Novecento. La Sardegna lo sapeva già. E la cosa che mi fa sorridere, si fa per dire, è che la tradizione sarda non si è limitata a dire esiste. Ha dato un nome a questa entità, ha descritto come si comporta, come fermarla e soprattutto chi era prima di diventare quello che è. Quella ultima parte è la più inquietante e nessun libro di neurologia te la racconta. Già con Samontadori avevamo visto quanto la Sardegna fosse avanti su questo tema. Questo video è il capitolo successivo di quella storia. In Giappone lo chiamano Kanashibari, in Brasile Pisadeira, in Svezia Mara, da lì viene la parola nightmare. Culture che non si sono mai parlate, oceani di distanza, e la stessa identica storia. Qualcosa si siede sul tuo petto mentre dormi, non riesci a muoverti, non riesci a urlare. O il cervello umano è cablato per produrre sempre lo stesso incubo, o c'è davvero qualcosa là fuori che si comporta nello stesso modo ovunque vada. La Sardegna ha la sua versione, si chiama Sumazamareddu, ma c'è una cosa che la rende diversa da tutte le altre. Tutte le altre tradizioni descrivono questa entità come qualcosa che è sempre stato, un demone, qualcosa di primordiale. La Sardegna è l'unica che sa chi era prima, ed è quella storia che voglio raccontarvi. Se ti interessa questo tipo di confronto tra folklore locale e tradizioni mondiali, ho fatto la stessa cosa con il malocchio, è qui in alto a destra. Cominciamo dall'inizio. Chi è o cos'è Sumazamareddu? Il nome stesso è già un mistero. Le etimologie proposte dagli studiosi sono almeno 3 e nessuna è definitiva. La più accreditata collega il termine a 2 radici sarde: mazza, forza, colpo, peso, e mareddu, piccolo, cattivo, qualcosa di ridotto e negativo, letteralmente il piccolo peso malvagio. Già qui c'è qualcosa di interessante. Non è su grande, non è su potente, è piccolo. Ed è esattamente questa l'idea che ha ingannato le generazioni successive e forse ci ha fatto sottovalutare questa figura per secoli. In alcune zone della Sardegna, specialmente nella Barbagia e nel Nuorese, Sumazamareddu viene descritto come un'entità senza forma fissa. Non lo vedi, lo senti. Un peso che si posa, un respiro che cambia, una presenza che occupa lo spazio senza occupare forma. Ma in altre zone, e questo è il dettaglio che mi ha colpito di più, viene descritto in modo molto specifico. È un bambino morto prima del battesimo, un'anima liminale, un'anima che non è mai arrivata né qui né là. La tradizione cristiana medievale, che ha infiltrato profondamente il folklore sardo come quello di tutta Europa, stabiliva una regola molto precisa. I bambini non battezzati non potevano accedere al paradiso, non andavano all'inferno, non avevano commesso peccati, finivano nel limbo, una zona grigia teologica. Ma nelle credenze popolari il limbo non era un posto pacifico di attesa, era uno stato di inquietudine permanente. E queste anime, troppo pure per il demonio, troppo segnate per il cielo, dovevano stare da qualche parte. E quel qualche parte era il mondo dei vivi.
E qui la tradizione sarda fa qualcosa che poche altre tradizioni europee hanno il coraggio di fare. Non lascia quell'anima in un limbo astratto, le dà un destino fisico, concreto, quasi burocratico. Nei paesi della Barbagia si credeva che il bambino non battezzato, per poter riposare, dovesse comunque ricevere una sepoltura, ma non poteva entrare nel cimitero consacrato. Veniva sepolto ai margini, fuori dal muro, in terra di nessuno. E la terra di nessuno, nell'immaginario popolare, è esattamente il posto dove nascono le cose che non dovrebbero esistere. Quell'anima, dicevano gli anziani, non trovava pace perché non trovava un posto, non nel cimitero, non in paradiso, non all'inferno. E qualcosa che non ha un posto, prima o poi, se lo prende con la forza. Su Mazza Mareddu, in questa versione della leggenda, non è un demone che sceglie di tormentare i vivi per malvagità, è un'anima che non ha scelta. Torna di notte perché di notte è l'unico momento in cui il confine tra il suo mondo e il nostro si assottiglia abbastanza da poterlo attraversare. È lo stesso meccanismo che avevo raccontato per Sareula, un'anima intrappolata da una regola che non ha scritto lei. Il video è qui, se vuoi vedere il parallelo. Ora le testimonianze, quelle raccolte davvero nei paesi del Nuorese, da chi ha passato anni a intervistare gli anziani prima che questa memoria si perdesse per sempre. Non parlano di un mostro con le fattezze definite, parlano di dettagli piccoli, quasi domestici. Un peso sul petto che sembra più leggero di un adulto, come se fosse seduto un bambino, diceva una testimonianza raccolta a Orgosolo. Un pianto sottile, quasi impercettibile, che si sente l'istante prima che il corpo si blocchi. E in alcuni racconti, questo è il dettaglio che mi ha colpito di più, piccole impronte scoperte al mattino sul cuscino. Non sempre, ma abbastanza spesso perché la storia si sia consolidata identica, paese dopo paese, senza che i paesi si parlassero tra loro. Un'entità che si comporta come un demone, ma che si manifesta con la fragilità di un bambino. Questa contraddizione è il cuore di tutto, ed è quello che rende Sumazamareddu diverso da qualunque altro incubo notturno del folklore europeo. Non lo temi e basta, ma dentro quella paura c'è anche pena, e la pena in questa storia è più inquietante della paura stessa. Contro Sumazamareddu esistevano rimedi, e anche questi, se li guardi bene, raccontano qualcosa. Non si usavano crocifissi, non si usava l'acqua santa, o non solo quelli. Si usavano oggetti legati all'infanzia. Un piccolo sonaglio lasciato vicino al letto, un pezzo di pane lasciato sul davanzale per dargli qualcosa, come si fa con un bambino che chiede. In alcune zone si recitava un brebu, una di quelle formule sarde a metà tra preghiera e scongiuro, tramandate solo oralmente, mai scritte, perché scriverle, si diceva, le avrebbe private del potere. Il brebu non chiedeva a Dio di scacciare un demone, chiedeva pace per un'anima, due cose completamente diverse. E adesso arriviamo alla parte che nessun libro di neurologia potrà mai spiegarti, perché non è una parte di scienza, è una parte di storia vera. La mortalità infantile in Sardegna fino a metà Novecento era altissima. Interi paesi avevano in ogni generazione decine di bambini morti prima di poter essere battezzati, a volte per pochi giorni, a volte per poche ore di ritardo nel raggiungere il prete del villaggio più vicino. E la Chiesa, per secoli, non ha ammorbidito quella regola. Il limbo restava un dogma non negoziabile. Cosa fa una comunità con quel tipo di dolore, moltiplicato per generazioni, senza nessun rito che lo chiuda davvero? Lo trasforma in qualcosa che si può raccontare. Lo trasforma in una figura che torna di notte, non per farti del male vero, ma per ricordarti che esiste ancora, da qualche parte, in attesa. Sumazamareddu in questa lettura non è mai stato un mostro inventato per spaventare i bambini disobbedienti, come Mommotti o l'orco. È stato inventato, o forse sarebbe più giusto dire è nato, dal bisogno collettivo di dare un nome a un lutto che la teologia ufficiale si rifiutava di elaborare. Quindi torniamo alla domanda di partenza. 7 persone su 100 vivono la paralisi del sonno. La scienza la spiega con l'attivazione incompleta del cervello tra sonno REM e veglia. Punto. Chiuso. Ma la Sardegna, per secoli, ha guardato lo stesso fenomeno e ha scelto di raccontarlo diversamente. Non come un errore biologico, come la visita di qualcuno che non ha mai avuto un posto dove stare. E la cosa che mi fa sorridere, se posso ancora chiamarla così dopo tutto questo, è che forse non stavano sbagliando del tutto. Perché quel peso sul petto, in un certo senso, è reale. È il peso di generazioni di lutti non elaborati, di anime, vere, umane, non battezzate per un caso, per un ritardo, per la sfortuna, che la comunità non ha mai smesso di portare. La verità era peggio della leggenda.